In questo incontro abbiamo parlato delle problematiche del settore agricolo e zootecnico a livello regionale ed è emersa la necessità di intervenire in particolare su due punti. Il primo è la semplificazione procedurale, quindi la sburocratizzazione del settore e si sta cercando di fare qualche passo in avanti, soprattutto costituendo un sistema di banche dati che interloquiscono tra di loro e agevolano quindi tutti i percorsi istruttori che fanno capo poi all'agenzia Argea. Il secondo riguarda invece la necessità di ridefinire una strategia di medio e lungo periodo. L'occasione può essere la predisposizione dei documenti per la programmazione che prenderà avvio fra 2 anni e quindi costituire tavoli tecnici, tavoli di lavoro che possano definire quelle che sono le azioni da portare avanti per mantenere e rilanciare l'attività nel settore agroalimentare. Questo è l'impegno che è stato assunto in questa occasione.